Ed eccoci qua in studio. Allora, intanto vi presento i nostri esperti, ormai espertissimi. Luigi Sposato non è espertissimo, però ben ritornato qui con noi, farà delle domande da cittadino che ha bisogno di sanità, con la famiglia, con tutti, quindi ci supporta, imprenditore. Allora, ben ritornata Rita Turati, no, prima Camilla Costa, ricercatrice dell'IRES. Grazie di essere qui con noi, conduce ricerche in modo particolare nell'ambito della sanità, quindi quali sono le esigenze e le aspettative, qual è lo stato della salute del Veneto sostanzialmente. Rita Turati, segretaria generale dello CGIL del Veneto, grazie di essere qui con noi. Stiamo aspettando, speriamo che ci possa raggiungere in tempo Fabrizio Boron, presidente della Commissione Sanità Regione del Veneto, della Lega, speriamo che ci arrivi in tempo. Massimiliano Barison invece è già qui con noi, consigliere regionale, capogruppo Forza Italia Veneto, grazie di essere qui con noi. Giovanna Negro, consigliere regionale Fare, grazie anche a lei. Claudio Sinigaglia, consigliere regionale del PD. Jacopo Berti, consigliere regionale capogruppo Movimento 5 Stelle, grazie anche a lei. Allora, per introdurre il tema abbiamo il nostro servizio di copertina, vediamolo insieme. La riforma della governance della sanità veneta è legge, ma si sono fatte le ore piccole la scorsa notte per arrivare al via libera in Consiglio regionale Veneto. Il voto è arrivato all'1:20 della scorsa notte dopo una lunga maratona e un dibattito iniziato 4 mesi fa e dopo 130 sedute in aula consigliare. In ballo c'era la legge di riforma della sanità veneta che prevede l'istituzione dell'azienda zero e l'accorpamento delle USL. La legge è passata con 27 voti a favore e 17 contrari, così dal 1 gennaio 2017 le USL del Veneto passano da 21 a 9, una legge che arriva al via libera con molte modifiche rispetto alla proposta iniziale e secondo il PD restano comunque ancora molti punti interrogativi. Perché rispetto a quello che c'è scritto l'applicazione abbiamo visto è sempre molto fumosa, lenta e quindi noi abbiamo bisogno di la tessera sanitaria elettronica abbiamo inserita, ma chissà se parte. Abbiamo bisogno di ridurre le liste d'attesa, abbiamo inserito un articolo per ridurre le liste d'attesa, ma sarà portata avanti oppure no? Abbiamo bisogno di più posti letto per i malati cronici, chi ha il diabete, l'ipertensione, potenziare la medicina di base, ma verrà veramente attivato oppure no? È questo che abbiamo visto anche al piano sociosanitario, bel piano, però poi gli effetti sono disastrosi nel territorio. Abbiamo questa certezza oggi che la sanità che ci viene consegnata dopo 2 anni di discussione, di incertezza da parte della maggioranza, di litigi all'interno della maggioranza, la sanità del Veneto è indebolita, è incerottata. Questo è il risultato dopo 2 anni di litigi all'interno della maggioranza. Chiave di lettura diametralmente opposta per la maggioranza. Il presidente del Consiglio regionale, il leghista Ciambetti, sottolinea: è raggiunta l'ora di arrivare al voto per una legge che disegna la sanità del futuro abbattendo i costi burocratico-amministrativi. Abbiamo comunque approvato la riforma della sanità del Veneto che proietterà la nostra regione a una sanità con dei costi amministrativi ridotti e più servizi ai cittadini. Sono stato in qualche momento accusato di aver forzato l'Aula. No, io sono arrivato a dover far votare i consiglieri perché la democrazia è voto, non è procrastinare le decisioni, quindi ho usato il regolamento che potevo usare per chiudere una vicenda che non ha mai visto un percorso così lungo in aula in Consiglio regionale del Veneto. Allora, detto questo, io vorrei sentire anche un po' la gente che cosa ne pensa, abbiamo tanti punti di vista, abbiamo proprio un estrapolato, alcune persone sono state interpellate relativamente a che cosa hanno compreso che può essere cambiata con la riforma sanitaria. Molti non hanno voluto essere ripresi, hanno detto che non avevano capito nulla sostanzialmente, però hanno preferito non rilasciare l'intervista. Noi abbiamo alcune interviste, intanto vediamo la prima parte. È ufficiale la riforma della sanità veneta approvata questa notte dal Consiglio regionale. Ecco, lei cosa ne pensa? È molto difficile da gestire questo argomento, devono sicuramente razionalizzare e ridurre le spese inutili. Bisognerebbe capire quanto influirà sul servizio totale. Ritengo che possa essere una riduzione dei servizi di sicuro. È utile, serve e quindi di conseguenza non ritengo opportuno che venga svolta una cosa del genere. Porterà una riduzione del servizio, semmai, e da ottimizzare, stare attenti agli sprechi che nella sanità sono enormi. Ci sono degli aspetti
sicuramente positivi, ma anche degli aspetti molto negativi come la centrazione dei servizi, eccetera, eccetera, e quindi sempre meno verso il cittadino e sempre più accentrati verso un risparmio dei costi. Il numero non conta nulla, dipende da che testa c'è, non solo in ogni USL, ma chi ha deciso questo e da che mandato, come si dice spesso, ha per attuarlo. Il numero non conta nulla perché noi possiamo dimostrare senza problemi che noi 3, 4 possiamo anche fare cose che altri in 40 non riescono a fare. Secondo me si tratta di ottimizzare e non di ridurre il personale o le USL. Esatto. Cioè, si tratta di ottimizzare le USL esistenti, anche perché non credo che riducendo le USL poi si riduca il personale, perché poi dopo chi non è seduto su questa sede sarà seduto su un'altra, ma di fatto non si riducono i costi. Allora, cominciamo con lei Baridon, quindi vediamo un po' rappresenta quella che è la maggioranza del governo della regione e poi vediamo i vari punti di vista. Sostanzialmente le persone hanno timore che vengano ridotti i servizi che vuol dire tanti aspetti, hanno timore che poi vengano anche accorpate delle strutture ospedaliere, noi sappiamo già che cosa è venuto fuori ma non tutti ne sono al corrente, e dicono sì, il risparmio poi non ci sarà, c'è un po' di diffidenza, c'è questo scoramento generale, però la sanità da un'indagine che è stata fatta è ai primi posti tra le anzi secondo posto dopo il lavoro tra le preoccupazioni in Veneto e nel nord-est. Che cosa possiamo dire, che cosa è emerso da questo lavoro che avete fatto? Sì, allora la sanità non è esclusivamente cure sanitarie e ospedali, ma sanità significa anche tutta una organizzazione regionale per arrivare a dare questi servizi, quindi significa uffici amministrativi, significa uffici legali, significa uffici tecnici, significa anche servizi informatici dove tutti i dati sanitari vengono trasmessi tra le strutture sanitarie ospedali e strutture sanitarie territoriali. Ecco, la sanità quindi va vista non soltanto come ospedale e cura sanitaria, ma come organizzazione molto più ampia. Cosa fa la riforma? La riforma non entra nel merito di riorganizzare i servizi sociosanitari nel territorio, ma punta a una organizzazione generale della sanità intesa come sburocratizzazione, eliminazione o meglio accentramento di funzioni amministrative in modo tale da risparmiare tutta una serie di costi di queste funzioni e facendo in modo che questi risparmi possano essere dirottati su quelle che sono le aspettative dei cittadini, ossia le cure sanitarie. Cosa significa questo? Significa che la riforma praticamente entra nel merito di due punti fondamentali. Uno è quello di accentrare le funzioni amministrative generali della sanità in un'unica azienda che viene chiamata azienda zero, andando a togliere le funzioni dalle ULSS territoriali in modo tale che le ULSS territoriali si occupino in modo prioritario di sanità e quindi di cure verso i cittadini. Quindi avremo una struttura regionale che si occuperà di servizi informatici, di uffici tecnici, di uffici legali, di uffici amministrativi, di centrale acquisti, tanto per essere molto semplici e diretti verso la gente, andando a togliere queste funzioni dalle ULSS territoriali, le quali appunto si occuperanno esclusivamente di sanità e quindi avranno una maggiore attenzione rispetto alle cure che i cittadini si aspettano, e quindi questo consentirà dal nostro punto di vista di migliorare o comunque di mantenere la sanità del Veneto a livelli eccellenti nonostante ci siano continui tagli per quanto riguarda le risorse regionali. Il secondo pilastro su cui si fonda la riforma è la riduzione delle ULSS, inteso come accentramento a livello di provincia in modo esclusivo, a parte il vicentino e il veneziano, dove praticamente le ULSS, che nel caso per esempio di Padova avremo l'accorpamento di 3 ULSS, la 15, la 16 e la 17 diventerà un'unica ULSS. Questo perché? Perché ci sarà la possibilità di gestire e di armonizzare i servizi sanitari su una scala
più ampia rispetto a quella precedente delle 3 ULSS, ora l'avremo su una dimensione provinciale, e questo è una conseguenza del fatto di aver scaricato le ULSS da tutta una serie di funzioni tecnico-amministrative e legali. In questo modo il fatto di scaricare le ULSS da queste funzioni ci dà la possibilità di organizzare il sistema delle cure mediche su una dimensione più ampia, su una dimensione più efficiente, su una dimensione che dal nostro punto di vista ci darà la possibilità di avere una sanità uguale per tutti e non una sanità diversificata tra territorio e territorio. Ecco, lei ha presentato questa riforma quindi su 2 pilastri sostanzialmente: l'aspetto delle prestazioni, che quelle non andranno a essere intaccate, anzi, certo, e quello della riorganizzazione dal punto di vista proprio organizzativo. Certo. Ecco, io adesso le faccio una domanda su questo secondo punto diretta. Prima l'organizzazione era un'organizzazione più orizzontale sostanzialmente, perché era spalmata su più ASL, poi c'erano i vari, ogni ASL aveva la propria organizzazione, quindi era più orizzontale. In questa maniera la sensazione che ho è quella che si va a un discorso più piramidale, più verticistico. Allora le chiedo, questo indirizzo di questa piramide che si alza verso l'alto, con un direttore generale che poi dovrà comunque avvalersi di altri collaboratori, perché comunque l'attività lui non può conoscerla nei dettagli, dovrà avvalersi di altri collaboratori, di altri soggetti che gli danno una mano. Non corre il rischio di allontanare il vertice proprio da quelle che sono le esigenze dei cittadini? No, allora proprio per evitare questo problema è stato creato il comitato dei direttori generali che dà l'indirizzo a questa azienda regionale, in modo che ci sia la partecipazione nelle decisioni organizzative generali anche delle direzioni generali delle diverse ULSS. Questo per evitare che ci siano delle specificità territoriali che sfuggano a una direzione a livello regionale. Per cui abbiamo tenuto conto proprio di questo aspetto, e questo è stato anche uno degli aspetti delle fasi di confronto per le quali appunto ci è voluto anche del tempo per arrivare alla definizione di questa normativa, dove è stato tenuto conto del fatto che l'organismo decisionale verticistico comunque sia coadiuvato dalle direzioni generali delle diverse ULSS per tener conto delle specificità. L'obiettivo non è tanto quello di andare, diciamo, a generalizzare la gestione sanitaria, ma è quello proprio di creare delle economie di scala su una dimensione più ampia che comunque consideri le voci del territorio attraverso la partecipazione delle direzioni generali. Tanto per fare gli esempi, diciamo, più semplici, la gestione informatica, siamo penso tutti d'accordo che non può essere diversificata tra le 21 ULSS che esistevano prima, perché questo era quello che avevamo in Veneto. Serve una regia e un linguaggio unico per tutta la nostra regione. La centrale degli acquisti riteniamo che sia necessaria per poter realizzare dei benefici negli appalti che consenta un risparmio da una parte, che significa poi un reinvestimento nelle cure sanitarie. Ecco, per quanto riguarda questo indirizzo, no? Ecco, questo indirizzo, per raggiungere questo obiettivo, che comunque di per sé è assolutamente condivisibile, il risparmio e le prestazioni, quali sono le aree di crisi nella realizzazione dell'azienda zero che avete previsto? Perché non è dopo ci facile arriviamo passare... all'azienda zero, perché non voglio creare confusione ai telespettatori, è un argomento molto importante questo che hai tirato fuori, azienda zero, però vorrei dedicarci un capitolo a sé, perché secondo me è stato oggetto di dibattito, e penso anche tra le parti. Comunque vediamo se perché la trasformazione, un'organizzazione così complessa, non è semplice. Per altri tempi che vengono dati al direttore generale sono veramente risicati per la realizzazione del passaggio all'azienda, questa azienda. Cioè, quali sono le criticità che avete pensato? Abbiamo previsto che ci sarà un passaggio graduale, non è che improvvisamente dal 1° gennaio cambia tutto e abbiamo immediatamente l'applicazione al 100% di quella che è la riforma. La prima fase, che sicuramente
partirà dal 1° di gennaio è l'accorpamento delle ULSS, questo parte da subito. Per quanto riguarda le funzioni trasferite a questa azienda regionale, la previsione è di una gradualità, in modo tale che a mano che il trasferimento di funzione viene fatto dalle ULSS all'azienda centrale, viene anche monitorato quello che è l'effetto che ne deriva dalla gestione di questa nuova organizzazione, per cui ci sarà tutta una fase di monitoraggio che tra l'altro sarà anche seguito da questo coordinamento dei direttori generali che seguiranno loro direttamente ciò che succede, ma anche la Regione stessa abbiamo previsto che avrà la possibilità eventualmente di adottare delle modifiche degli interventi qualora ci siano delle necessità. Teniamo conto che questa è una riforma epocale, una riforma strutturale, una riforma di grande valore, di grande impatto, per cui è necessario che ci sia un tempo proprio per poterla digerire e per poterla anche migliorare. Allora, siccome adesso voglio sentire anche il vostro parere e poi tutte le domande che verranno così dalle parti sociali a fronte anche di una ricerca. Ci manca, esponente della Lega, a questo punto sentiamo l'intervista che abbiamo preparato, un estrapolato di un paio di minuti del presidente governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, quindi sentiamo che cosa ha da dire relativamente alla riforma sanitaria. Capitolo a parte l'azienda zero che richiede un po' di tempo perché i cittadini non hanno capito assolutamente di che cosa si tratta. È una cosa che è un po' complessa da recepire, non per voi che ci avete dedicato tantissimo tempo a studiarla, dibattere, però intanto vediamo, in questa prima parte dedichiamola proprio concretamente alla sanità. Sentiamo il governatore del Veneto. Dal punto di vista pratico, come cambieranno i servizi per i cittadini dopo la riforma sanitaria? Beh, cambieranno di gran lunga e ovviamente in qualità, visto e considerato che si andranno a centrare molte scelte. Pensi solo all'idea che vogliamo portare avanti di fare un CUP, quindi un centro unico di prenotazioni regionale. Quindi il cittadino chiama e ha uno spaccato regionale delle disponibilità, ad esempio per le visite o per le indagini che deve fare. Con la nascita dell'azienda zero anche un programma specifico mensilmente la parte del corpo macchina della definita. Andiamo a puntualizzare bene di cosa si tratterà. Sì, un vero e proprio piano industriale di investimenti, perché il futuro della sanità sono ovviamente i professionisti ma anche le innovative tecnologie. Il mondo sta cambiando con rapidità e oggi noi vogliamo non solo questo, ma vogliamo anche ad esempio in questo piano industriale chiedere che si faccia un'unica realtà pensante per l'informatizzazione. Il territorio deve dialogare, i 68 ospedali devono parlarsi tra di loro e non come accade oggi che non dialogano. Ecco, c'è il rischio di perdere per strada qualche ospedale, c'era il timore o magari di vedere personale, si parla appunto di riorganizzazione, di perdita di personale? No, guardi, no, queste sono leggende metropolitane e fantasie. Abbiamo 68 ospedali e restano quelli, non ci sono licenziamenti ma c'è solo un efficientamento. È una macchina che se efficientata può correre ancora di più ma dare soprattutto risultati al cittadino. Al cittadino interessano due cose: non avere attese lunghe ed essere curato bene, e noi rispondiamo su questi due fronti. Ecco, lei parla di basta il Medioevo, siamo alla fase del Rinascimento. Ma sì, è un mondo che sta cambiando. Quando c'erano 21 ULSS c'era un motivo per avere 21 ULSS, non c'era internet, non c'erano i fax, non c'erano i telefonini, gli smartphone, non si faceva telemedicina, non c'era tutto quello che c'è oggi. Oggi invece possiamo adeguare l'organizzazione a un mondo che è cambiato, che ci permette di entrare in un telefonino e prenotarsi una visita o sapere quante persone sono in sala d'aspetto di un pronto soccorso. Questo accade già in Veneto. Nello specifico spieghiamo bene come cambierà la situazione per i pazienti con criticità particolari. Esisterà una sorta di percorso speciale? Beh sì, lo abbiamo dimostrato con la Breast Unit, no? Le unità senologiche. Noi in Veneto siamo i primi ad aver affrontato questo tema. Le donne che hanno un problema al seno, un cancro al seno, vengono seguite. Il 95% dei seni e quindi delle donne che hanno avuto problemi al seno in Veneto hanno un esito positivo, ma perché c'è un'organizzazione di base, perché ci sono queste Breast Unit, cioè unità senologiche che aiutano la donna in questo percorso con cure innovative. E allora siamo rientrati in studio, nel frattempo ci ha raggiunto anche Fabrizio Boron, Presidente della Commissione Sanità, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Vediamo a commentare quanto ha detto tanto il consigliere Barison quanto il Presidente Zaia, subito dopo la pubblicità con i nostri ospiti.